Posada sorge sulle pendici di un colle calcareo al vertice del quale si trova il torrione detto Casteddu de sa Fae o Castello della Fava. Da qui si gode un bel panorama della piana sottostante, percorsa dal rio Posada. Del castello restano pochi ruderi, notevole il centro storico del paese e le pendici del colle, nel quale si conservano edifici con strutture medievali. Collocati al confine tra il regno di Gallura e quello d'Arborea, l'abitato di Posada e il suo castello furono al centro di complesse vicende storiche. Sebbene non si abbiano dati certi sul periodo di costruzione della fortificazione, si può ipotizzare che nel XIII secolo fosse già stato eretto il castello e munito di fortificazioni il centro abitato. Posada fu sede dei sovrani di Gallura, così come di Eleonora d'Arborea, ma finì nelle mani degli aragonesi intorno al 1380, per poi tornare allo schieramento isolano sotto il comando di Brancaleone Doria. Con la caduta del giudicato d'Arborea, Posada fu infeudata alla famiglia Carros ed elevata al rango di baronia. La particolare denominazione del castello, della Fava, viene da una leggenda secondo cui intorno al 1300 una flotta di turchi sbarcò sulle coste isolane e pose sotto assedio proprio Posada nell'intento di conquistarla per fame. Nel tentativo di ingannare gli assedianti, gli abitanti di Posada fecero mangiare l'ultima manciata di fave rimaste ad un piccione, ferendolo leggermente. Questo, durante il volo, cadde nell'accampamento dei turchi, rivelando lo stomaco pieno di fave ed inducendo gli assedianti a sovrastimare le risorse alimentari degli isolani. Fu così che i turchi, convinti di non avere nessuna speranza, tolsero l'assedio e lasciarono le coste dell'isola. Il castello di Posada, realizzato con conci poco lavorati di pietrame misto, si articola in una cinta muraria di forma quadrangolare, non regolare, all'interno della quale si trovano una torre a pianta quadrata con coronamento merlato e una serie di cisterne. La spiaggia di Sutiriarzo, anche detta Satiria, è un piccolo tratto di costa della spiaggia di Posada. Presenta un arenile sabbioso molto ampio dove è possibile praticare numerosi sport individuali e collettivi. Sutiriarzo è famosa per l'abbondanza di vegetazione che circonda la spiaggia. È una delle perle di Posada, nella costa nord-orientale della Sardegna, una lunga distesa sabbiosa a pochi passi dal borgo, attorno a uno splendido scenario naturale. Protetta dallo sperone roccioso su cui si arrocca il pittoresco borgo medievale di Posada, sormontato dallo scenografico castello della Fava, Sutiriarzo è una delle spiagge più grandi e belle della baronia, avvolta in una cornice naturale incontaminata, un'ampia e lunga distesa di sabbia chiara, sottile e profonda, punteggiata da gigli di mare. Di fronte si immerge in acque limpide dalle tonalità che vanno dall'azzurro al verde. Alle spalle è contornata da lussureggiante vegetazione sulle rive degli stagni Tondu e Longu e dalla foce del rio Posada, mentre in lontananza spicca maestoso e candido il Montalbo. La spiaggia è la parte più meridionale di un lungo tratto sabbioso di 4 chilometri che assume vari nomi nel suo corso ampio e rettilineo e dista 3 chilometri dal centro abitato. Un sentiero conduce alla spiaggia attraversando un ponticello di legno. La spiaggia, che deriva il suo nome dalla tiria, tipo di ginestra che cresce nel verde a ridosso della sabbia, è dotata di tutti i servizi, è battuta dal vento ed è meta di surfisti e ideale per appassionati di snorkeling e pesca subacquea. A Posada si registra una grandissima presenza di VIP.
l'ex principe di Roma, il calciatore Giuseppe Giannini. Posada è ormai di casa visto che con alcuni soci ha acquistato il complesso turistico di Satiria e ha da poco inaugurato Satiria Beach, il chiosco in spiaggia. È preso continuamente d'assalto da ragazzi e adulti in cerca di una foto con l'ex campione della pelota. Abbiamo tutti la volontà di far decollare il turismo d'élite qui a Posada. Il posto è splendido, basterebbe avere qualche servizio in più per i turisti, ma senza esagerare, perché questa è la vera Sardegna, quella che i vacanzieri vogliono trovare. E a Posada, con il mare premiato dalle 5 vele, abbiamo fatto centro. Le cronache lo testimoniano, è stato un susseguirsi di personaggi famosi. Eleonora Brigliadori, Stefano Masciarelli, Walter Nudo, Carmen Di Pietro, Ugo Conti, Nadia Bengala e inoltre arabi, americani e australiani. E a Posada non ha bisogno di andare in albergo, visto che è originaria proprio dell'antico borgo, Simona Cavallari, l'attrice di Squadra Antimafia, che 2 anni or sono ha ricevuto la cittadinanza onoraria per i suoi meriti artistici e che non è difficile incontrare in spiaggia con i 3 figli avuti da Daniele Silvestri e dall'attuale compagno Roberto Libertini. Siamo a Posada, lì c'è l'entrata alla spiaggia e qui era il parcheggio di questo locale, ristorante, pizzeria, discoteca, dove tantissime volte sono venuta a ballare. Eccolo, Satiria, esatto, Satiria. Si chiamava Satiria. Allora, adesso vi spiego un po' com'era. Qui c'era l'area giochi per bambini. Si entrava e si usciva, praticamente. Lì un asinello. Era la pista da ballo. Questa era la pista da ballo con tutto in legno sopra e si ballava. E qui tutto intorno i tavolini. Oh, poi qui c'era tipo il locale bar, la sala giochi, Sergio ci giocava qui, mio figlio ci giocava. Sì, questa era proprio la pista da ballo. E vedete, qui c'erano tutto qui intorno, i tavolini. Mamma mia, che tristezza. Le luci stroboscopiche. E si ballava, capito, Agu? E si ballava. Qui io ho ballato un sacco di volte. Nonna si sedeva di fronte. Atena, vieni qui. Atena, vieni qui. Lascia stare il mulo. Vieni qui. Andiamo? Poi, pieno di palme. Poi, qui c'era tavolini, sempre del bar. Vuoi venire dentro? Ok. E qui c'era il ristorante, pizzeria all'interno. Anni 90. Accanto ai locali per giovani hanno fatto boom anche quelli per famiglie, solitamente con ristorante, pizzeria e bar annessi. Ok. Praticamente, vedete Satiria, ma era rinomatissimo in questa zona. È veramente, ma che dire, questo era il ristorante
Qui la torre di Posada. Andiamo prima di qua. Che dire, Ugo? La solita sedia. Qui probabilmente c'erano i locali cucine con i bagni. Andiamo a Tena. Qui la cucina. Lì passavano le comande. Qui sempre zona. È il caso de Satiria di Posada, tanti tavolini attorno alla pista dove le scatenate animatrici hanno intrattenuto i clienti, dai bambini sino agli anziani, sino a notte fonda, con una vasta gamma di balli di gruppo, lisci, balli sardi, musica anni 60 e da discoteca ed infine baciata, salsa e merengue. E qui un altro locale. Ok, poi qui insomma sempre comunque zona dei dipendenti, le doccette. Di postiglia. Ah no, qui si esce, sì. Ecco, e si ritorna alla struttura grande. E qui Colella, Colella 2001. È una signora che conosco della Caletta. E qui c'erano i bagni. Vedete? Ah, proprio. Ah, erano pareti rivestite. Sì. Allora, qui era tutto vetrate. Queste erano tutte vetrate. Qui c'erano tutte vetrate. Era una bellissima struttura, Ugo. Era una bellissima struttura. E questa parte io non l'ho tanto vissuta. E vieni a vedere i forni. Guarda, quanti forni ci sono? 2. Qui c'era la pizzeria. Guarda. Questa è la pizzeria che dava lì e tu mangiavi lì. Capito? Tu adesso dimmi, eh? Guarda che struttura. E le comande passavano e venivano date qui per mangiare. Vedete, qui c'è il banco, adesso entriamo. Ecco.
struttura della pista da ballo era la stessa di questa, era fatta così, lo stesso. E questo è quanto. Ora, che dici? Sta messo una qua, questo lo candidato di mettere a posto. Con tutto questo bel giardino che c'è attorno. Satiria. Sono pareti in cartongesso e le pareti solide sono solide qua. Cioè, gli cambi... Questo... Ma che mattonato. Che ti devo dire? Che sono tutti i posti delle campagne che hanno abbandonato, perché poi nelle città, soprattutto al mare, ce ne stanno tanti che hanno fatti nuovi. Li hanno rimessi a posto. Allora hanno costruiti nuovi. Cioè, gli asinelli, come nel parco acquatico, gli asinelli. E qui si passava e si usciva. O uscivi da lì, da qui, o uscivi da qui. E qui c'erano tutti i giochi per i bambini. Satiria. Alla prossima. E qui abbiamo le camere per il personale. Vedete anche lì in fondo, ecco. Locali per il personale.